Buongiorno a tutti e bentornati a Val Grande. Intanto volevo ringraziare tutte le persone, tutti i nostri ospiti che durante questo periodo, durante questi giorni sono stati qui a Val Grande e sono riusciti a prenotare il tavolo per assaggiare nuovamente i nostri piatti. Volevo poi anche scusarmi con quelle persone a cui siamo stati obbligati a dire di no. Perché cerchiamo di rispettare le distanze in osservanza alle misure Covid, per cui se volete essere tra i nostri ospiti vi invito a prenotare con largo anticipo il vostro tavolo. Però volevo anche ricordare la tradizione che si respira qui a Val Grande. Infatti sempre nei nostri menù noi cerchiamo di inserire piatti legati alla ritualità, alla tipicità e alla tradizione locale, come in questo periodo gli gnocchi preparati e serviti secondo la ricetta più classica, quella della ricetta polesana, quindi con lo zucchero, la cannella e il grana padano. Però da queste settimane potete trovare anche la pinza alla monara che prepariamo secondo le indicazioni e grazie alla collaborazione della Proloco di Stienta. La pinza alla monara, che è un preparato che si serviva e che si preparava in sostituzione del pane, è un elaborato infatti molto semplice a base di acqua e farina e strutto, che chiede però solamente una grande attenzione alla lavorazione. Se siete curiosi di assaggiare queste particolari proposte del menù di Val Grande, che ovviamente troverete abbinate ad altri piatti come le paste fatte in casa, le paste ripiene o le carni dei nostri allevamenti. Quindi se siete curiosi di assaggiare questi piatti vi invito a prenotare il vostro tavolo o a continuare a seguirci attraverso le indicazioni e i contatti che troverete nelle nostre pagine social e nel nostro sito. Vi ricordo inoltre però che dal lunedì al venerdì siamo anche organizzati per il pranzo veloce o nei pomeriggi prepariamo ancora per l'asporto. Vi aspetto numerosi. Ciao!